Investire in maniera intelligente, concentrando le risorse nei settori che più trainano l'economia del Veneto, con una visione rivolta al futuro in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità, inclusività e digitalizzazione. A Padova, nell'aula magna dell'università, si è tracciato il bilancio di un modello economico introdotto ormai da 10 anni, basato sullo strumento della strategia di specializzazione intelligente S3, che dal 2014 le regioni e i paesi europei devono adottare, individuando obiettivi, priorità, azioni nei campi di ricerca e innovazione tarate sul territorio. Diciamo sotto traccia, però questa sperimentazione ha dato risultati importanti. Assolutamente sì, perché siamo riusciti in una sorta di miracolo che è stato quello di mettere in contaminazione, in collegamento il mondo dell'impresa veneta con il mondo dell'università. Il nostro modello di impresa è fatto per la stragrande maggioranza da piccole se non micro imprese. Queste piccole e micro imprese fanno fatica a fare evidentemente ricerca e innovazione perché servono molte risorse, ma ahimè ricerca e innovazione sono le paroline magiche per essere competitivi nel mondo. E allora noi abbiamo voluto fortemente immaginare un piano industriale che si basasse esattamente su questo, e cioè dare la possibilità alle nostre imprese venete di fare ricerca e innovazione. Fatta da chi? Dalle nostre università. Abbiamo destinato a questo progetto risorse davvero importanti, sono oltre 850 milioni che sprigioneranno complessivamente 1,2 miliardi di investimenti. Un modello che richiede la collaborazione di tutti gli attori alla definizione di obiettivi comuni, un'interconnessione tra regione, enti pubblici, 4 università, 70 dipartimenti e centri di ricerca, imprese, tra cui 22 reti innovative regionali che fanno parte della S3 con 1528 aziende e che recentemente è valsa al Veneto il marchio di Regional Innovative Valley da parte della Commissione europea. Ricerca quindi anche non solo di base ma anche applicata, ricerca i cui benefici ricadono sul territorio, le imprese della nostra regione. Quindi la ricerca e l'università sono a mio avviso i motori dello sviluppo della società. Questa esperienza, e devo dire anche il PNRR, ha avuto la funzione di avvicinarci al mondo aziendale, alla società, e a capire che l'università è il volano della società e quindi abbiamo un ruolo importante non solo nella formazione dei giovani ma nella formazione permanente, che significa che dobbiamo trasferire i risultati della nostra ricerca in modo consapevole anche ai cittadini, anche al territorio e anche facendolo a livello europeo. Noi dobbiamo specializzarsi sempre di più. Uno degli asset su cui noi investiamo molto, per esempio, è la space economy, e quella è un'economia assolutamente avanguardistica, dove l'innovazione la fa da padrone, però dà una prospettiva di crescita davvero sostenibile e importante, le energie rinnovabili, l'intelligenza artificiale, senza dimenticare la nostra capacità di saper fare. La nostra manifattura è una manifattura che non ha eguali nel mondo, ma deve essere una manifattura che sia collocata nel futuro, e dai dati che noi abbiamo siamo assolutamente ottimisti.